Dimmi tu. Presidente Fontana, ieri Milano, oggi Varese, la Lombardia si conferma come un pilastro dell'economia italiana. Beh, direi che questi ultimi dati ribadiscono che la Lombardia è ripartita meglio di prima del Covid. Siamo a livello europeo la regione che cresce di più in assoluto, il nostro PIL è superiore al PIL nazionale, abbiamo non problemi di occupazione, ma anzi l'unico vero problema è che ci manca manodopera, quindi questo mi sembra che sia un ottimo risultato, un ottimo segnale, ma io credo che il merito principale va dalla nostra categoria imprenditoriale, che è veramente composta da gente che è fortissima, è capace di reagire a ogni difficoltà, guarda al futuro con ottimismo, sa essere flessibile nei momenti difficili e poi un po' forse anche a quel modello Lombardia che funziona e che lo dimostriamo costantemente. Senta, nella sua Varese possiamo dire così, la scelta del simbolo di Confindustria nell'AIS 5 Arena è anche in vista di Milano Cortina. Sì, Milano Cortina che ha bisogno però per le gare ha bisogno di realtà diverse perché come minimo deve avere 10.000 posti, può diventare importante come luogo di allenamento, può diventare importante come realtà che dà una mano ma per le necessità olimpiche c'è questo limite. È comunque un messaggio forte da parte degli industriali. Ma è un messaggio forte sia per quanto riguarda questo, sia anche far parlare scuola, quindi è una dimostrazione della volontà di credere nello sport fatto in un certo modo, che deve essere anche quello sostenibile da un punto di vista economico, non può più essere lo sport di una volta in cui c'era il magnate che spendeva finché aveva voglia, poi a un certo punto